Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di Economia. Oggi parliamo di come le imprese scelgono i prezzi dei propri prodotti. Lo facciamo perché avevo lasciato questo argomento in sospeso nel video di Herbalife. Se ve lo siete perso potete recuperarlo qui sopra. Bello. Sappiamo bene tutti quanti dagli scorsi video che io sono un costruttore di grissini, quindi terremo questo esempio. È assolutamente ovvio che se spendo €1 per produrre un grissino non posso venderlo a 50 centesimi. Fin lì ci siamo tutti. Quindi per capire dobbiamo tornare indietro dal prezzo che paga il cliente al costo che sostengo io per produrre quel grissino. Il costo di un singolo grissino si divide in due: costi fissi e costi variabili. Questi ultimi sono legati ai materiali che io utilizzo per produrre i grissini, quindi acqua, farina senza glutine, un sacco di cose che non conosco perché sono una schiappa in cucina, scusatemi. I costi fissi invece sono legati agli impianti che io ho acquistato. In questo caso vi consiglio il video sulle obbligazioni sempre nella scheda qui sopra, perché in quel video ho acquistato il macchinario per impastare i grissini. Il macchinario che ho comprato a €100.000 mi consente di fare 1.000.000 di grissini prima che si rompa. I costi fissi quindi sono complessivamente €100.000, ma per ogni grissino sono 10 centesimi. Per comprare acqua, farina senza glutine e tutti quegli altri ingredienti che non conosco, io spendo altri 40 centesimi. Quindi in totale i costi per produrre un grissino sono di 80 centesimi, 40 di costo fisso e 40 di costo variabile. Da questo deduciamo che io non potrò mai vendere dei grissini a meno di 80 centesimi l'uno. E questo è abbastanza ovvio, però adesso arriva la parte interessante, cioè il prezzo massimo, come lo stabilisco? La risposta è che il prezzo massimo ammonta a quanto le persone sono disposte a spendere al massimo per comprare un grissino. Perché ovviamente se io piazzo un grissino a €1.000.000, nessuno sarà disposto a comprarlo. E per campare non mi basta mettere sul mercato i grissini, devo anche venderli. La somma massima che le persone sono disposte a spendere dipende da due fattori. La prima è il potere di acquisto di una persona. Se ve lo siete persi, nella scheda c'è anche dove spiego cos'è il potere di acquisto. Questo video avrà un sacco di schede, non so. In breve, il potere d'acquisto di una persona è quanto può spendere effettivamente, quanti soldi ha sostanzialmente. Se io voglio comprare una Ferrari da €200.000 e non ho €200.000, non me la compro. In secondo luogo c'è il valore che io attribuisco a quel grissino. Se ad esempio esiste un altro celiaco oltre me e viene a conoscenza dei miei grissini, ma conosce tante altre marche, farà un'attenta analisi su quale gli conviene comprare e quanto è disposto a pagare per i miei grissini, che vi ricordo essere d'oro. Se questa persona decide che il prezzo massimo che è disposto a spendere è di €3 e io gli propongo i grissini sul mercato a €4, lui non li comprerà. Chiaramente la capacità di avere questa informazione da parte di un'azienda è molto difficile, quindi ci si basa a volte sulla statistica. A quel punto io so che le persone non sono disposte a spendere più di €3 per i miei grissini, quindi il prezzo minimo sarà 80 centesimi per non guadagnare niente, 81 centesimi per avere del guadagno, mentre il prezzo massimo sarà €3. Quindi io dovrò applicare un prezzo che si trova all'interno di questo intervallo. A questo punto, per capire quale prezzo stabilire, mi guardo un po' intorno, guardo qual è l'offerta di grissini senza glutine d'oro nella mia zona. Il prezzo fatto dagli altri costruttori di grissini della mia zona si chiama benchmark. Il benchmark è sostanzialmente un parametro di riferimento, un termine di paragone. Quindi io noto che gli altri costruttori di grissini li vendono a €1,60 l'uno. Quindi cosa farò io? O posso uniformarmi e quindi mantenermi circa su quel prezzo, €1,60, oppure posso cercare di togliere una fetta di mercato ai miei competitor e quindi imporre un prezzo minore per avere più clienti. Nel video su Apple, un'altra scheda qui sopra, abbiamo spiegato però che se il prezzo è troppo inferiore, le persone penseranno che il mio prodotto è di scarsa qualità. Quindi al posto di €1,60 mi conviene metterli a €1,50 l'uno, così tutte le persone che li compravano a €1,60 vedono un risparmio minimo e quindi lo identificano come risparmio e non come perdita di qualità e compreranno di più da me. Io vendendone di più riuscirò ad avere un guadagno maggiore. Bene, questo è il modo in cui vengono normalmente decisi i prezzi nelle imprese. Vi invito a lasciare like se vi è piaciuto il video, condividere, commentare, iscrivervi, attivare la campanellina, un sacco di cose. Ma soprattutto, tra poco appariranno dei riquadri
con le playlist con tutti gli altri video di questa serie, quindi andate a vederli perché sono un sacco belli.